Un caro saluto a tutti i veneti. Il 2012 è stato un anno importante per il Veneto Serenissimo Governo, per il fatto che è stato possibile riallacciare rapporti di grande amicizia con popoli e soprattutto governi che per ragioni storiche e geopolitiche erano venuti meno. La grande volontà reciproca all'autodeterminazione e all'indipendenza ha fatto sì che tutto ciò accadesse. Il Veneto Serenissimo Governo, come tutti sanno, negli ultimi 25 anni si è battuto contro l'occupazione del Veneto da parte dell'Italia. Già dal lontano 1987, uno dei punti fermi del nostro programma di lotta è stato il rifacimento del referendum truffa del 1866, eseguito totalmente in maniera illegale e contro ogni accordo internazionale. I veneti, che sono stati indotti a guerre atroci a non finire, ad emigrazioni bibliche dovute alle continue rapine da parte dello Stato occupante, cosa questa che si sta ripetendo tutt'oggi, e da una continua regressione delle loro libertà individuali e non solo, non hanno mai accettato la violazione della legalità veneta e nel corso di questi 216 anni di dominazione straniera hanno lottato per la loro indipendenza. I Quisling e i lacchè locali hanno contribuito fortemente ad insabbiare tutto questo, ma la volontà popolare ormai è come un fiume in piena e non potrà più essere arginata, perché i veneti hanno capito chi lotta per la loro indipendenza e sono consapevoli che la loro libertà è vicina, abbracciando e facendo suoi i consigli del Veneto Serenissimo Governo, spingendo sempre più verso il referendum per l'autodeterminazione. In questo momento, oltre a vari movimenti, associazioni, gruppi, eccetera, che parlano di referendum, indipendenza, eccetera, perfino istituzioni dello Stato occupante, come la Regione del Veneto, stanno parlando e votando su un referendum per autodeterminarsi e non possono più ingannare il popolo con fantomatiche promesse, perché i veneti hanno capito che non ci sono altre strade praticabili per la loro libertà. Il Veneto Serenissimo Governo è felice che dopo 25 anni di lotta un numero sempre più ampio di veneti stia seguendo e portando avanti la linea politica da noi sempre proposta. Adesso tutto il Veneto è pronto per una grande alleanza, a prescindere dall'estrazione politica e sociale di tutti, per il raggiungimento totale della nostra indipendenza. Alcuni punti fermi dovranno essere sottoscritti, come il riconoscimento dello stato illegale dell'occupazione del Veneto da parte dell'Italia, a fronte del cosiddetto plebiscito del 1866, svolto in violazione del diritto internazionale che lo regolava. Il disconoscimento di ogni forma di terrorismo, il rigetto ad ogni forma di fondamentalismo e integralismo, condanna e contrasto ad ogni forma di razzismo, totalitarismo e sopraffazione dell'essere umano sull'essere umano. Il nostro totale impegno per l'anno che verrà dovrà essere e sarà in questa direzione. La parola d'ordine è sempre quella: referendum subito. Il Veneto Serenissimo Governo augura a tutti i veneti della diaspora e della patria un buon Natale e un felice anno nuovo.